Ho fatto appena tempo ad arrivare a casa da lavoro che è arrivato un vento che in 2 minuti non ho mai visto un vento forte così. Era nero, buio dappertutto e ci siamo chiusi in casa e abbiamo aperto le porte dopo che è passata questa borrasca e dopo abbiamo visto i danni. Quel che resta del vento sono il rumore delle motoseghe e alberi abbattuti. Molti alberi. Qui siamo a San Giorgio in Bosco, comune dell'Alta Padovana, dove alle 18 di ieri si è scatenato un inferno di pioggia e vento. È successo quello che purtroppo non ci aspettavamo, anche se l'allarme meteo ci aveva in qualche modo messo in guardia, ma in pochi minuti è arrivata questa tromba d'aria che ha fatto danni di qua e di là per il paese, soprattutto cadute alberi con una serie di disagi importanti per la viabilità nelle vie interne e conseguentemente anche l'abbattimento di parecchie linee telecom. Fortunatamente non ci sono danni alle abitazioni, non abbiamo riscontrato feriti. I volontari della protezione civile subito all'opera. Non finirò mai di ringraziare i nostri volontari che si attivano immediatamente, infatti già da qualche ora stanno intervenendo nei vari punti critici e stanno tagliando alberi, liberando le strade appunto per cercare di tornare alla normalità, quantomeno per la viabilità, insomma. Nessun ferito, fortunatamente, ma danni ancora da quantificare. Anche i pini del giardino della biblioteca comunale di San Giorgio in Bosco sono caduti abbattuti dalla furia del vento. È veramente drammatico perché soprattutto in centro del paese dove purtroppo ci ha abbattuto il parco storico della Villa Anselmi e sono volati i giochi, sono volati di tutto, Dio mio, e questo purtroppo ha creato non pochi disagi alla comunità, insomma. Più di 140 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco in tutta la provincia di Padova, danni in tutta la zona dell'Alta Padovana, alberi abbattuti e pali della luce caduti a Grantorto, Carmignano, Cittadella, Galliera Veneta e Fontaniva. A Cittadella danni anche alla tensostruttura di Corso Nobelsville che ospita il punto tamponi. La frazione di Santa Croce Bigolina è rimasta senza luce a causa di un grande albero che si è abbattuto sui cavi della rete elettrica. Colpita anche la città di Padova con un grosso albero caduto in via Giordano Bruno in circonvallazione, chiusa per delle ore per permettere la rimozione del fusto che fortunatamente non ha colpito nessun'auto in transito.